pista di Milano City Marathon, la maratona della città di Milano, Gazzetta dello Sport ha previsto un circuito di gare sulla distanza di 10 km e 5 km denominata Gazzetta Run 2007, considerata come una vera tappe di avvicinamento verso 43 km e 195 metri del 2 dicembre 2007. Oggi il risultato, l'arrivo della maratona è valso doppio a livello di punteggio e quindi in ogni gara è stato guadagnato un punteggio da singolo concorrente e oggi tappa finale maratona che vale doppia e oggi premiamo la vincitrice assoluta, il vincitore assoluto e quindi signore e signori, così come abbiamo fatto a livello protocollare per premiare il podio maschile e femminile della maratona della città di Milano, Milano City Marathon 2007, così facciamo allo stesso modo per premiare coloro i quali entrano nella storia di Gazzetta Run. A premiare saranno Enrico Busto, responsabile Gazzetta Run RCS, Massimo Magnani, direttore tecnico Gazzetta Run e Matteo Pastore, direttore eventi RCS Sport, con 10.000 punti. Portacolori dell'Atletica Lambro Milano, prima classificata Francesca Colombo. Prima degli altri. Che fa? 69, 69, 79. Benedetto? Francesca Colombo, la vestizione di campionessa con una maglia, la maglia ufficiale che non poteva che essere di colore rosa. Sì, sei questa vecchia? Portone. Ma lui è unico, poi è preparato. Vestizione. E come sempre è bello perché quando scrive nelle sue gare scrive come si fa un po' più della Premiazione maschile. Con 13.500 punti. Consegna il trofeo Massimo Magnani, direttore tecnico di Gazzetta Run, e oltre al trofeo sia per Francesca sia per il vincitore della categoria maschile c'è il riferimento ufficiale alla mezza maratona di Praga 2008. 13.500 punti guadagnati sul campo per il portacolori dell'Atletica Ferrara Pro Sport Giuseppe Mucerino. Trofeo e naturalmente la partecipazione a Praga 2008 alla mezza maratona consegnato dalle mani di Massimo Magnani, direttore tecnico Gazzetta Run, e ora la maglia, la vestizione consegnata dalle mani di Matteo Pastore, direttore eventi RCS Sport. E adesso ritorna anche Francesca, ritorna Enrico Busto, ritorna Massimo Magnani. Questa è una foto di gruppo per questi due vincitori e questo deve essere uno sprono anche e soprattutto per il prossimo anno, perché Gazzetta Run esiste e esisterà anche per il proseguio delle prossime edizioni importanti, 10 km e 5 km per entrare nella storia. Grazie Paolo. Se ci sono delle facci sapere, noi siamo qua a disposizione.
Paolo a tutti i suoi fans. Ancora una premiazione. Questa io direi che più che premiazione, non voglio assolutamente chiamare la premiazione. Questo è un modo davvero speciale, straordinario per essere vicini a un qualcosa allo stesso modo speciale e straordinario, nel senso che nella comunità di San Patrignano, un gruppo dei facenti parte della comunità si è avvicinato alla corsa grazie soprattutto all'interesse della Gazzetta dello Sport, grazie soprattutto alla collaborazione di Massimo Maiani, si sono e oggi hanno anche corso la Milano City Marathon, la maratona della città di Milano. Ebbene, Gazzetta Run, Gazzetta dello Sport, RCS consiglieranno un premio, modo come un altro per dire bravi e continuate così, un premio dal valore di 4.000 euro che viene consegnato dalle mani di Matteo Pastore, direttore eventi RCS Sport, a Giacomo Muccioli. Nasce la passione per la corsa e voglio anche ricordare che la comunità di San Patrignano è presente nel ciclismo con una loro squadra e da